Che vuoi? Oggi a cena? Sì. Dove mangi? Oh, guardi che mi sono inventato. Fantastico ora lo volevo dire a Cristiano, che forse lui mi conosce. Oh! Tino. C'è il tappo sull'obiettivo. No, non è un tappo, guarda cosa ho inventato, guarda. Il selfie? Guarda. Vabbè, è fantastico, un'inquadratura vero regista. Ah, guarda Ganzo, bellissimo. Bellissimo, eh? Hai visto? Sì, no? Senti, l'ho inventata io questa cosa, questo Sì, specchietto. l'hai inventata Bulldozer. No, io No, qua a Bulldozer, Gela, l'ho a inventata Gela. a Gela, questa Sì. cosa dello specchietto retrovisione. Va bene? retrovisore. Sei testimone tu che in No. data oggi Sì. per la prima volta hai visto questo. No, è vero, non so se Martin Scorsese o Coppola. No, sono l'hanno di diretta. più io sono, però ancora non si sa. Non si sa, però con questa manifestazione che tipo da copywriter Va bene. di SIAE siamo. Ecco, l'ha inventata il mio amico, però è figa sta cosa, bravo. Certo che è figa. È figa minchia. davvero, pure in macchina non è male. Ciao Cristiano, me la fai un'intervista? Sono uno famoso io qua, un'intervista, me la fai? Sì, scusa, però sto facendo un lancio, facciamo dopo magari. Come dopo? Dai che me ne. Scusa, ma tu che macchina c'hai? Tu non c'hai l'Audi azzurra? Beh. E quindi? No, va bene, facciamola adesso. Sì, con grande piacere che faccio l'intervista. Sulla teoria di Charlie Darwin, come mai se noi diveniamo dalla scimmia, Sì. ci sono ancora le scimmie, esistono ancora le scimmie? Beh, ci sei anche tu, e ci sono anch'io, per cui è giusto. Ho insomma, capito, anche- grazie. anche- Poi un proverbio per dire che quando un uomo si arrabbia sbaglia. Ce l'hai un aneddoto, una minchiata? che ne so, tanto la gatta a largo. A largo, che ci affoga. lascia, che affoga, esatto. Questo è nuovo, è inedito. Questo è inedito, è una cosa mia nuova. Sì, sto facendo un'indagine sulla teoria di Charlie Darwin, sul perché, come mai se noi diveniamo dalla scimmia, come mai ancora ci sono le scimmie ancora vive, ecco, questo. Che risposta Ma la gente non ha delle risposte, cioè la gente mi guarda e dice ma a che serve questa indagine? E certe volte me lo chiedo anch'io. Capisco. Grazie per l'intervista. Ci mancherebbe, Oh, prego. te la guardo io la macchina, non ti preoccupare. A tuo buon cuore. Ma senti, ma Valentino per caso c'ha ancora il Cayenne bianco? Sì. Ah, beh. Salvo, non so Salvo che macchina c'ha. Tu Siamo non la lo Citroen grigia. grigia, una Citroen grigia. Va bene, grazie. No, perché è buono a sapersi. Esatto. Ciao, grazie, Ciao, grazie. prego. Ciao. Va bene, grazie Pino, grazie di tutto, Ciao, grazie. Specchietti multipli siamo, caro? Cioè proprio altissima tecnologia, va bene? A voi la linea studio.